Buongiorno da Renzo Micheletto e ben ritrovati con un nuovo approfondimento di Veneto Agricoltura Channel. Nei primi giorni di aprile ci sono state delle gelate e delle temperature molto basse che hanno causato gravi danni all'agricoltura, in particolare nella frutticoltura, in particolare nella zona del Veronese, nota proprio per la produzione frutticola. Siamo in collegamento con Flavio Buson di Apo Scaligera che ci aiuterà a fare un po' il punto di quanto è accaduto. Sì, buongiorno. Allora, a causa appunto di questo abbassamento repentino di temperatura, che abbiamo registrato anche punte di -9 in alcuni casi, purtroppo quello che riguarda l'ovario dei fiori è andato praticamente rovinosamente, si è praticamente rinsecchito. Stiamo parlando esattamente di quali colture? Allora, direi che in vasta scala ha interessato culture di actinidia, pero, melo e anche drupace, inteso come ciliegio e pesco. L'unica cosa, abbiamo visto che chi ha adottato il sistema di antibrina questi problemi li ha risolti in maniera quasi totale. Quindi adesso dobbiamo fare una considerazione: quante aziende di per sé possono aver utilizzato questo sistema? Ecco, quante aziende secondo lei? Quante sono? Personalmente poche, Poche. anche perché molte che avevano a disposizione questo sistema hanno avuto dei problemi o di manutenzione, oppure, visto l'abbassamento di temperatura che è arrivato fino a -9, praticamente gli irrigatori sopra chioma si sono ghiacciati, di conseguenza non hanno potuto esplicare la loro funzione. Ora, la panoramica che stiamo vedendo purtroppo è abbastanza drammatica, cioè nel senso i fiori risultano tutti neri all'interno. Generalmente tante tabelle indicano che il superamento di meno, chiamiamoli no, meno 5 gradi a livello anche di fioritura avvenuta potrebbe provocare un 90% della perdita di prodotto. Noi siamo arrivati, ripeto, a picchi di -9. Poi stiamo assistendo anche ad un altro fenomeno, che sono tutte le rifioriture o fioriture tardive. Di conseguenza, ad oggi stiamo vedendo delle varietà precoci tipo abate, per quanto riguarda le mele tipo gala, ancora della golden, della granny, ancora in fioritura. Le varietà, in particolare il Dal Lago, ha tardato la fioritura, per cui ora è in piena fioritura. Direi che su questa varietà non abbiamo grosse perdite, anzi porteremo a casa probabilmente il prodotto. Per quanto riguarda le pere hanno una situazione adesso che hanno reagito a questo freddo. Si sta vedendo dell'ingrossamento del frutticino. Quindi anche lì punto di domanda, perché sicuramente potrebbe essere una frutta che non ha i semi, quindi un ingrossamento partenocarpico che non sappiamo purtroppo, in quanto è un'esperienza veramente nuova per noi, non sappiamo se riuscirà ad arrivare a portare il prodotto alla fine oppure no. Quando è che avremo delle certezze maggiori sulla situazione che si è venuta a creare? Allora, sicuramente fra 10 giorni circa riusciremo a capire un po' meglio qual è realmente la situazione. Bisogna considerare anche che nel mese di giugno c'è la cascola naturale per quanto riguarda le pere, di conseguenza anche lì avremo un aspetto più preciso di quello che resterà. Per quanto riguarda le mele, ad oggi stiamo vedendo che la pianta non sta ancora reagendo, cioè sembra ancora bloccata da quello che è stato l'evento della gelata. Lo stesso vale per Actinidia, in quanto stiamo vedendo una ricrescita di germoglio, però molto frenata e molto limitata. Quindi la situazione è grave, però mi sembra di capire non definitiva. Non è definitiva, per carità, ma grave secondo me lo potrà comunque essere, perché i fiori
che magari arriveranno a termine del loro ciclo produttivo di sviluppo, sicuramente avranno anche dei problemi a livello organolettico, quindi potremmo trovare del deforme, potremmo trovare una pezzatura inferiore rispetto al dovuto, potremmo trovare una cinghiatura da freddo e della rugginosità. Tutti questi aspetti vanno sempre ad influire su un discorso commerciale. Stiamo quindi parlando di frutta purtroppo destinata all'industria per la trasformazione e non certo per la vendita diretta. Direi proprio di sì, a destinazione industriale. È vero anche che tutte le fioriture successive alla data dell'evento, quelle le stiamo vedendo che hanno tutti gli organi belli freschi e recettivi, probabilmente andranno a buon fine, considerando anche che trattasi di fioriture terziarie o quaternarie, praticamente la pezzatura li verrà a mancare. Bene, ringraziamo Flavio Buson di Apos Caligera per averci aiutato a fare un po' il punto su quanto è accaduto nel mese di aprile, in particolare proprio nella prima decade. Un saluto a tutti e un arrivederci alla prossima occasione.